Ciao Daniela, siamo nella palestra del CUS Padova. Alle nostre spalle potete vedere la formazione di basket in carrozzina allenata da Fabio Castellucci, il capitano Chiara Coltri. Abbiamo intervistato loro due che ci hanno raccontato delle cose interessanti, non solo sotto il punto di vista sportivo. Chiara, il basket è uno sport che tu non avevi mai considerato prima dell'incidente. Sì, io appunto ho fatto questo incidente a 15 anni e prima dei 15 anni ho praticato pochissimo sport. Sono avvicinata alla pallacanestro in carrozzina quando mi sono iscritta a Padova all'università e sono stati bravi a coinvolgermi e a convincermi che poteva essere una bellissima opportunità per me e così è stato. Come ti hanno convinto? Venendomi a prendere fisicamente a casa, quindi mi hanno trascinata in palestra e ho provato una carrozzina da basket e mi sembrava difficilissimo spostarmi su una carrozzina da basket e il canestro ovviamente mi sembrava altissimo e impossibile da raggiungere, e poi però ho capito a forza di allenamenti e poi stare anche all'interno di un gruppo mi piaceva tantissimo e stare con loro era come stare con degli amici. E poi mi sono appassionata, come dico io, prima alla squadra e poi invece al gioco, alla pallacanestro. Una squadra inclusiva a 360 gradi. Noi militiamo nel campionato di Serie B e quindi abbiamo la possibilità di far giocare anche ragazzi normodotati, appunto senza alcuna disabilità, e la cosa bella del basket in carrozzina è che si gioca maschi e femmine insieme. Bella da un certo punto di vista, meno bella da un'altra perché purtroppo in Italia non ci sono abbastanza donne che giocano a basket in carrozzina, non ce ne sono tantissime e quindi le donne per forza, le ragazze devono giocare insieme ai maschi. Però io devo dire la verità, è sempre stato un valore aggiunto per me giocare con loro. L'allenatore della squadra è un punto di riferimento non solo per la squadra ma anche per te. Sì, io ho conosciuto Fabio ormai quasi 10 anni fa, lui faceva parte dello staff della nazionale, io al tempo giocavo appunto nella nazionale, come gioco tuttora, e all'interno dei raduni insomma siamo conosciuti meglio e ad oggi appunto è il mio compagno. Lui si è trasferito a Padova e da 3 anni allena questa squadra, quindi siamo riusciti insomma a trovare il giusto equilibrio. Giusto equilibrio anche quando si parla di basket a casa. Cioè... Dinamiche di spogliatoio fino a un certo punto e sulle dinamiche del gioco invece sì, tanto insomma in casa si parla sempre di basket, ovviamente è la nostra più grande passione sia mia che sua. Quindi questo ci lega tantissimo, ecco, e siamo anche fortunati perché ovviamente sappiamo che cosa vuol dire far parte del mondo sportivo, che cosa implica allenamenti, partite, raduni, quindi è impegnativo ma insomma è la nostra vita e siamo contenti di viverla anche all'interno del basket. Una famiglia che ti ha supportato, ti ha anche spinto a proseguire sul discorso basket e sul discorso sportivo. Sì, io vengo da Caprino, veronese, mia famiglia, insomma i miei genitori, i miei fratelli mi hanno sempre appoggiato in tutte le mie scelte, soprattutto i miei genitori probabilmente avevano paura di lasciarmi andare, però non mi hanno mai fermata, anzi sapevano che era la cosa giusta per me, hanno sempre appoggiato quello che mi faceva stare bene, quindi hanno visto che la pallacanestro è la mia vita, è il mio mondo e sono contentissimi di questo. Quando guardi quel canestro, il primo pensiero che ti passa per la testa? Felicità. Ma la pallacanestro è gioia, è felicità e è la mia vita praticamente.